La direzione investigativa antimafia incontra la stampa per un'analisi sul fenomeno mafia in provincia di Agrigento. Nuovo carico di droga sulla spiaggia di San Leone ed altro cadavere sul litorale di Licata. Il Liceo Leonardo, il Fermi e l'Ambrosini presentano il piano dell'offerta formativa ai potenziali nuovi iscritti. Calcio, la Cracas pareggia, volley, stravince la Fortitudo contro il Castellana Grotte. Basket, la Fortitudo si aggiudica il derby con l'Orlandina. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il capo della direzione investigativa antimafia di Agrigento, Roberto Cilone, in conferenza stampa fa un'analisi del fenomeno mafioso. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi si presenta la relazione semestrale 2019 da parte della DIA, ecco un consuntivo di ciò che è stata la vostra attività. Noi abbiamo svolto un'attività di analisi sul territorio della provincia di Agrigento per quanto riguarda il rischio mafia e quindi abbiamo, sulla base di quelli che sono i dati del primo semestre 2019, acquisito informazioni utili che hanno consentito di proporre un documento di analisi che è confluito per il tramite del nostro Ministro dell'Interno al Parlamento. Si tratta di un documento che mette in risalto le principali minacce sul territorio per quanto riguarda l'esistenza di consorterie mafiose. Cosa Nostra continua a essere la più importante e più pericolosa, ma anche la Stidda si mostra particolarmente vivace sul territorio. Ciò che si evidenzia particolarmente alla luce delle più importanti operazioni di contrasto nel semestre di riferimento è che ancora oggi i soggetti appena scarcerati sono quelli che maggiormente tendono a riappropriarsi dei vuoti per quanto riguarda le leadership e quindi di ricostruire o avviare nuovamente il sistema criminale. Oltre a questo si assestano come principali canali di finanziamento le estorsioni e l'usura, cui seguono, ma con grande importanza dal punto di vista delle liquidità, anche il mercato dello stupefacente e anche quello dei giochi e delle scommesse clandestine. In sostanza abbiamo un territorio che è molto vulnerabile al fenomeno mafia, lo è non tanto perché la mafia oggi è forte dal punto di vista del suo ambito militare, quanto piuttosto perché è molto resiliente dal punto di vista economico e soprattutto negli ambiti identitari. Esiste una tradizione mafiosa, noi la rileviamo e l'abbiamo rilevata anche nelle ultime operazioni di contrasto, per cui ancora oggi il soggetto considerato dalla Vulgata come capomafia è un soggetto al quale ci si rivolge per la composizione di dissidi o per tutta una serie di aspetti il cui contrasto o la cui regolamentazione spetta allo Stato. Due le operazioni di riferimento? Le operazioni di riferimento sono l'operazione Kerkent, che è stata condotta dalla sezione investigativa della sezione DIA di Agrigento, e l'operazione Assedio. Sono delle operazioni che differenti tra loro, ma che ci restituiscono appunto il dato di una, ripeto, forte criminalità organizzata sul territorio. Nuovo carico di hashish scoperto nella tarda mattinata di oggi lungo la spiaggia di San Leone. I carabinieri del nucleo investigativo hanno rinvenuto altri 30 panetti di hashish sulla spiaggia agrigentina. Il terzo ritrovamento avvenuto negli ultimi giorni sulle coste della nostra provincia, il primo dell'anno nei pressi del porticciolo turistico. Erano stati rinvenuti circa 30 kg di hashish, stessa analoga circostanza verificatasi qualche giorno più tardi a Porto Empedocle. Nel bel mezzo altri due rinvenimenti di hashish, uno nel Messinese e l'altro nel Trapanese, con le stesse modalità, stupefacente dello stesso quantitativo trovato lungo le spiagge. Un giallo a cui stanno cercando una soluzione i magistrati dell'isola e le forze dell'ordine. A questi ritrovamenti bisogna anche aggiungere il mistero sul recupero di 3 cadaveri in mare, probabilmente dei sub, con la scoperta di una quarta vittima, ma ancora su questa circostanza bisogna fare le verifiche del caso. Questa mattina in spiaggia a Licata. Mafia, operazione Vento di Scirocco, 23 arresti tra Catania e Trapani, sequestri per 20 milioni di euro. I particolari nel servizio.
Estorsione, ricostruzione dell'organico e delle dinamiche all'interno del clan Mazzei, frode carosello all'IVA, con l'emissione di fatture false, un sodalizio tra gruppi di Catania e Trapanesi legati alla cosca. Questo è quanto messo sotto la lente di ingrandimento dall'inchiesta Scirocco di Carabinieri e Guardia di Finanza di Catania, coordinate dalla DDA e Tennea, che ha eseguito un'ordinanza cautelare per 23 indagati, 10 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 8 misure interdittive. L'indagine, con al centro l'attività della famiglia Mazzei e in particolare del suo esponente principale, Angelo Privitera, detto Scirocco, consentiva di individuare la sede operativa dove si incontravano gli esponenti di spicco al fine di discutere delle dinamiche criminali del gruppo mafioso, della gestione degli affari illeciti derivanti dall'usura e dalle estorsioni, nonché della tensione venutasi a creare in seno alla famiglia successivamente ai contrasti sorti tra Santo Di Benedetto, detto Santo Panetteri, e Mario Maugeri, detto Mario Muttaporte, per riconoscimento della leadership in seno al clan Mazzei. I carabinieri hanno altresì documentato il riciclaggio di denaro derivante dalle attività illecite mediante l'intestazione fittizia del World Game SRL, società con sede in Catania, operante nel settore delle scommesse online e nelle attività di gestione, noleggio, assemblaggio di apparecchiature elettroniche inerenti ai giochi. Altro filone messo in evidenza dall'inchiesta ha riguardato i rapporti tra i clan Mazzei, tramite di Angelo Privitera e Carmelo Munzone, e imprenditore dediti alla gestione di depositi e impianti di distribuzione di carburante, coinvolti in operazioni finalizzate alle frodi fiscali su prodotti petroliferi, ed in particolare con Sergio Leonardi, intervenendo con la propria capacità di condizionamento e di mediazione, facendo leva anche sui rapporti con soggetti appartenenti ad altre organizzazioni criminali, operanti in diversi contesti territoriali. Nello specifico è emersa l'instaurazione di rapporti con esponenti della criminalità organizzata campana e con Francesco Burzotta, soggetto collegato all'ambiente mafioso di Mazzara del Vallo, nel Trapanese, il cui contributo è apparso essenziale per assicurare la stabilità degli approvvigionamenti di carburante da parte del deposito mazzarese della Pinta Zottolo SPA. Nell'ambito della medesima indagine, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania sono stati delegati dall'autorità giudiziaria a valorizzare il vasto compendio indiziario acquisito per l'individuazione della fattispecie penale, nonché per la contestazione di ipotesi di contrabbando di prodotti petroliferi immersi nel mercato nazionale evadendo le imposte, accise e IVA, perpetrato anche attraverso la produzione di documenti falsi bollati con timbro doganale contraffatto. La Guardia di Finanza ha così accertato il meccanismo illecito posto in essere dagli indagati, noto come frode carosello all'IVA, che si realizzava attraverso la partecipazione reale e fittizia di più operatori commerciali, che si frapponevano tra gli effettivi venditori e acquirenti con l'esclusivo scopo di capitalizzare il mancato versamento dell'IVA. Gli accertamenti patrimoniali hanno consentito così di tracciare beni sequestrabili per circa 20 milioni di euro, tra i quali quote societarie e o titolarità di 10 imprese commerciali, titolari tra gli altri beni di 7 distributori stradali, 8 fabbricati, un terreno, un motoveicolo e 6 rapporti bancari. Deve scontare 4 anni di reclusione per 2 ipotesi di violenza sessuale e per quella di maltrattamenti ai danni della moglie. È in esecuzione di un ordine di carcerazione che i poliziotti del commissariato frontiera di Porto Empedocle hanno arrestato e portato in carcere l'ex consigliere comunale cinquantenne, per il quale a fine dicembre la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso della difesa. Dopo le formalità di rito della notifica dell'ordine di carcerazione, sono stati gli stessi poliziotti del commissariato ad accompagnare il cinquantenne alla casa circondariale di Lorenzo di Agrigento. Lo scorso giugno, proprio per questa vicenda, ai sensi della legge Savarino, il prefetto Dario Caputo lo aveva sospeso. L'uomo è stato riconosciuto colpevole, la sentenza è appunto definitiva, di aver costretto la moglie sbattendola con violenza sul letto e immobilizzandola a subire 2 rapporti sessuali completi. I 2 episodi si sarebbero verificati fra il gennaio e il marzo del 2014. Fra l'aprile e il settembre dello stesso anno invece la donna sarebbe stata maltrattata con continue vessazioni psicologiche e aggressioni fisiche che non sarebbero cessate neppure dopo la separazione di fatto. L'ex consigliere comunale, difeso dall'avvocato Domenico Russello, dovrà anche risarcire l'ormai ex moglie, che si è costituita parte civile. Calci, pugni e perfino delle bottigliate, 3 giovani di 31, 30 e 28 anni che sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Dio di Agrigento. 2 hanno riportato traumi ed escoriazioni, mentre il terzo è stato diagnosticato anche un brutto taglio al volto. I 3 facevano parte di uno dei 2 gruppi che nella tarda serata di sabato si sono scontrati in via Pirandello, nel cuore della città dei Templi. Della rissa già durante la notte e durante la giornata ieri si stavano occupando i carabinieri, che sono prima intervenuti sul posto e che hanno allertato il 118 per soccorrere
soccorrere i feriti e che ieri appunto stavano cercando di fare piena chiarezza sull'accaduto. Gli impianti di videosorveglianza presenti sulla via Pirandello sono risultati essere in funzione e dunque i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno già acquisito le immagini. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Porte aperte del liceo scientifico Leonardo di Agrigento in occasione dell'Open Day. Il nostro direttore Arturo Cantella. Giornata di Open Day, giornata in cui si illustrano i vostri programmi professionali per chi vuole scegliere il nuovo corso di studi. Sì, diciamo che oggi il Leonardo apre le porte al territorio e le apre nella consapevolezza di essere un istituto leader nella formazione delle nuove generazioni, in particolare della classe dirigente del nostro Paese, ma anche nella stessa consapevolezza di essere avviato verso una strada di innovazione e per le opportunità che il sistema scolastico ha dato quest'anno di avviamento di un'ulteriore curvatura biomedica sperimentale in tutta Italia e anche per lo stesso orientamento delle attività didattiche tradizionali verso schemi innovativi che di fatto vanno a chiudere e coronare, diciamo, un percorso formativo che al sapere scientifico e quindi alla promozione del sapere critico affianca anche l'innovazione e la tecnologia. Numerosi sono i laboratori oggi aperti, le aule parlano da sé, ciò che c'è dentro le aule rappresenta la vita reale del nostro liceo, quindi aprire l'istituto al territorio vuol dire raccontare quello che è la vita del Leonardo, la vita quotidiana del Leonardo attraverso le esperienze condotte dai docenti ma soprattutto dai nostri splendidi allievi. C'è un nuovo indirizzo quest'anno? Sì, appunto, dicevo della curvatura biomedica a partire dal primo anno con attività di potenziamento, ma siamo anche proiettati verso il Cambridge Assessment che ci consentirà di proporre ai nostri allievi una certificazione accademica sullo studio di determinate materie che ovviamente avranno precipuamente carattere scientifico, ma che abbracceranno anche le discipline filosofiche e in parte anche letterarie. Non solo oggi ma anche un altro appuntamento per chi vuole venire a conoscere meglio la scuola. Sì, il prossimo appuntamento sarà dedicato a quelle famiglie, quegli alunni che vorranno venire venerdì prossimo, 24 gennaio, alla stessa ora, tra le 15:30 e le 19, però è chiaro che il nostro istituto è sempre aperto, noi siamo sempre disponibili ad accogliere anche i singoli allievi che vorranno visitare, proprio toccare da vicino quella che è la vita delle aule al mattino con le tecnologie e comunque toccare da vicino la passione dei nostri insegnanti. La sua esperienza qui a Leonardo com'è stata? Molto positiva, sono al quinto anno e mi sto preparando per i test. Il liceo Leonardo mi ha dato una preparazione molto valida, infatti sto anche frequentando un corso per attendere i test che mi è molto d'aiuto data la preparazione che mi è stata data in questi 5 anni. Lo consiglieresti ai tuoi colleghi? Sì, lo consiglierei. Per chi comunque pretende o vorrebbe avere una carriera abbastanza fiorente in un futuro, il liceo Leonardo sicuramente potrà provvedere la preparazione necessaria per affrontare quello che si potrà affrontare un domani. Secondo me è una delle migliori scuole qui di Agrigento, in quanto mi ha concesso di avere una preparazione tale da poter affrontare un test universitario per appunto accedere all'università senza alcuna preparazione esterna, proprio anche perché studiando diciamo, qualcosa ho la possibilità di metterlo appunto in pratica grazie ai laboratori, quindi grazie a ciò che mi offre la mia scuola, quindi posso sostenere proprio che secondo me è una delle ottime. Io frequento il liceo scientifico, tra l'altro sono in quinto anno, quindi sono abbastanza contento e fiero di ciò che ho fatto in questi anni. Open Day all'Istituto Ambrosini Alberghiero di Favara. Vediamo. Open Day all'Ambrosini di Favara, molta l'accoglienza che state dando alla tanta gente che sta con molta curiosità visitando la scuola.
Un appuntamento che non è l'unico che riserviamo agli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio, non è l'unico perché da diversi mesi proponiamo alle scuole delle attività perché ciascuno di questi ragazzi possa cominciare a scrivere il proprio progetto di vita. Lo facciamo facendoci collaborare dai protagonisti di queste giornate, che sono i nostri stessi alunni di tutti i profili in uscita dell'istituto, quindi sia di enogastronomia che sala e vendita e accoglienza turistica, preparandoci anche ad una proposta nuova che parte dal prossimo primo anno per i nuovi iscritti, che è arte bianca e pasticceria. Chiaramente è un'occasione di festa per la scuola, quella di queste giornate. È una scuola che entra in fermento, diciamo un entusiasmo che i professori riescono a trasmettere ai ragazzi e che i ragazzi poi infondono anche negli adulti, nei corsisti che frequentano le classi dei corsi serali, di quelle occasioni in cui ciascuno di noi scopre che davvero ha tanta passione per questo lavoro, per questo istituto, che è una scuola intitolata Gaspare Ambrosini, che ha formato le maestranze per il settore della ristorazione in tutta la provincia di Agrigento e non solo. Questo riconoscimento, questo tributo a chi ha lavorato nella scuola prima di noi vogliamo darlo, e vogliamo darlo con tutto il nostro impegno, cercando di essere punto di riferimento per la formazione specifica in un settore che è quello del turismo, che è il futuro della nostra terra, è il presente ma è in modo particolare il futuro. Prima ci convinciamo di questo, prima i nostri giovani troveranno una strada che sicuramente li porterà lontano. Oggi la grande festa dell'Ambrosini vi aspetta, in giro troverete i vari laboratori aperti, tutte le cucine sono aperte, tutte le sale per farvi assaporare, farvi gustare e farvi vedere quello che sono capaci di fare i nostri alunni. Buon viaggio! Allora, Francesca Vaccarella, la tua esperienza la puoi dare qui, considerando che tu sei stata una allieva e hai avuto anche un grande riconoscimento anche dal Presidente della Repubblica come alfiere del lavoro. Sì, esatto, è stato per me un onore essere stata insignita di questo premio dal Presidente della Repubblica ed è stato per me un onore aver portato in alto il nome della scuola con questo premio. I consigli dello chef. Allora, buonasera, io sono Calogero Capodici e diciamo che per me questa opportunità che si è presentata davanti così quasi per caso è stato veramente un traguardo molto importante per me. Io non solo voglio perseguire questo percorso diciamo come cuoco, poi chi lo sa magari diventare chef, mi occupo di turismo e quindi credo che sia la cosa più giusta e più essenziale che possa fare. La consiglio ovviamente a tante persone che non hanno potuto e avuto il tempo di perseguire questo diploma in questo bellissimo istituto. Davide Pisani, frequento questa scuola da 3 anni e consiglio vivamente questa scuola soprattutto per l'opportunità che dà e per le manifestazioni che si fanno soprattutto in questa scuola, che danno molte occasioni ai ragazzi sia di lavorare e di crearsi anche un futuro. Fabio Termini, sono un alunno dell'Istituto Alberghiero, ho scelto enogastronomia, sala e vendita proprio perché a me piace stare a contatto con la gente e renderla comunque soddisfatta nel momento in cui si sta anche a tavola. Mi chiamo Ronica Lorenza e frequento il corso diurno, l'indirizzo accoglienza turistica. Diciamo che quello che offre questa scuola è davvero tanto. Quando già iniziamo a iniettarci nel mondo del lavoro ci permette questo di intervenire subito con le aziende ricettive. Ci permette, una volta proiettati nel mondo del lavoro, di organizzare i servizi di accoglienza. Inoltre questo corso ci permette anche di prepararci ad acquisire delle competenze e conoscenze per quanto riguarda le figure come animatore turistico, guida turistica o anche per i lavori che vengono messi in atto nelle agenzie di viaggi. Sono Samuele Eliatropia, volevo condividere con voi un'opportunità che mi ha dato la scuola, quello di entrare nel magico mondo del teatro. È stata un'esperienza indimenticabile, bellissima e soprattutto appassionante, perché ho scoperto un lato di me che non conoscevo. Anche per l'Istituto Fermi, giornata di Open Day per presentare l'offerta formativa. Arturo Cantella.
Open Day oggi all'Istituto Fermi, ecco, quali sono le offerte formative, preside, e perché un ragazzo può iscriversi all'Istituto Fermi, con quale prospettive di lavoro? Allora sì, oggi è il primo giorno di Open Day, l'altro sarà giorno 26, domenica prossima. Questo, dicevo, è un momento molto importante per i ragazzi perché dovranno scegliere i loro percorsi di studi nell'istituto superiore. Il nostro è un istituto che è veramente all'avanguardia, intanto è un istituto tecnico, un istituto professionale, come tale offre una marea di indirizzi e tante opportunità, sia per potersi iscriversi in qualsiasi facoltà universitaria, ma sia anche per inserirsi in maniera proficua nell'ambito del lavoro. L'istituto professionale conta ben 4 indirizzi che sono l'ottico, l'odontotecnico, i servizi sociosanitari e anche la manutenzione, mentre invece per quanto riguarda l'istituto tecnico ha 5 indirizzi, tra cui il chimico, la meccanica e la meccatronica, ha inoltre l'elettrico e l'elettronico e la moda e anche l'informatica. Quindi sono tutti indirizzi che sono all'avanguardia e che permettono ai nostri ragazzi, una volta completato il percorso di studi, di poter lavorare in maniera immediata quasi. Il nostro istituto conta di 3 sedi, non soltanto questa di Aragona, ma ci sono altre 2 sedi che sono una a Favara e un'altra a Racalmuto. Inoltre dobbiamo dire che abbiamo anche un corso serale che permette agli adulti di rimettersi in gioco e quindi di poter conseguire un diploma. I ragazzi possono sicuramente trovare nell'ambito di questi 8 indirizzi l'indirizzo che è più confacente alle loro esigenze, anche perché il nostro istituto, oltre a fornire ai ragazzi le competenze adeguate per poter lavorare e proseguire gli studi, dà anche la possibilità di potersi completare dal punto di vista sia umano anche attraverso una molteplicità di attività extracurriculari che noi svolgiamo durante il corso dell'anno. I ragazzi svolgono, oltre che le lezioni, anche partecipano a progetti tipo il teatro, la musica e inoltre hanno la possibilità anche di svolgere un'attività relativa all'ex alternanza scuola-lavoro, cioè i percorsi per le competenze trasversali, e quindi per veramente provare e toccare con mano quali sono le attività sia in Italia che all'estero di alternanza scuola-lavoro. Ecco, vediamo alle sue spalle una scritta Campus Game, cosa vuol dire? Allora, la nostra scuola ha siglato un protocollo d'intesa con la CAME di Treviso. La CAME è una multinazionale che lavora nel mondo dell'automazione. Ebbene, già da un paio d'anni alcuni dei nostri ragazzi vanno in azienda a fare alternanza scuola-lavoro. Quindi è un'ottima scelta, potrebbe essere propedeutica anche un inserimento nel mondo del lavoro. Assolutamente sì, tra l'altro la CAME rappresenta un'eccellenza nel mondo dell'automazione e della domotica. Siamo una scuola all'avanguardia dove si fa attività prettamente tecnica e professionale, dove i ragazzi imparano a fare qualcosa, dove i ragazzi studiano approfonditamente le materie tecniche e dove di sicuro c'è la possibilità di poter avviarsi al mondo del lavoro e dare anche la possibilità di accedere a qualsiasi percorso universitario. Nello specifico volevo mettere in evidenza i nostri percorsi riguardanti l'informatica e telecomunicazione, dove ad esempio proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia che 2 nostri ragazzi sono stati selezionati per partecipare alla fase regionale per le Olimpiadi italiane di informatica. Su 18.000 iscritti a livello nazionale sono stati selezionati 1.700 e 2 del percorso di informatica e telecomunicazioni del nostro istituto. Perché consigli di scegliere il Fermi? Perché è una scuola per il futuro sia nel mondo dell'università che nel mondo del lavoro e tutti i settori danno un ampio sviluppo. Tu quale hai scelto? L'ottico. Pensi che l'ottico sia un'ottima scelta? Sì, perché ormai tutti portano gli occhiali anche sia da sole che anche da vista. Perché la nostra scuola ci dà una preparazione completa dal punto di vista didattico con i numerosi progetti curriculari ed extracurriculari. Io quest'anno ho partecipato a diverse attività culturali e al laboratorio teatrale che ci ha permesso di farci conoscere meglio e di esprimere la nostra creatività.
In occasione del ventennale della morte di Bettino Craxi, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, dal 1976 al 1993 presidente del Consiglio dei Ministri, dal 1983 al 1987, i socialisti dei Nebrodi organizzeranno per tutto il 2020 iniziative in ricordo di uno dei più importanti leader della sinistra italiana del Novecento. Ieri, domenica 19 gennaio, anniversario della scomparsa del segretario socialista, avvenuta ad Hammamet nel 2000 una messa in suffragio a Capodorlando, i particolari nel servizio. In occasione del ventennale della morte di Bettino Craxi, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano dal 1976 al 1993 e presidente del Consiglio dei Ministri dal 1983 al 1987, i socialisti dei Nebrodi organizzeranno per tutto il 2020 iniziative in ricordo di uno dei più importanti leader della sinistra italiana del Novecento. A San Fratello, presso il Museo Etnostorico-Antropologico Ermenegildo Latteri, si è svolto un convegno sul pensiero politico dello statista di origine sanfratellana. Sono intervenuti gli ex consiglieri provinciali socialisti Amedeo Gitto e Salvatore Mangione, insieme al docente universitario Antonio Matasso, all'ex parlamentare Francesco Barbalace e a Salvo Andò, già ministro della difesa e rettore dell'Università Core di Enna. Era ora che anche a San Fratello si facesse una manifestazione di questo tipo, nel senso di ricordare la figura del leader politico che, oltre ad avere dato lustro all'Italia, ha dato anche una immagine di San Fratello. 5 David di Donatello, 5 nastri d'argento, la nomination agli Oscar e il premio come miglior attore al Festival di Cannes. Giancarlo Giannini, colonna del teatro, della cinema e della TV sul parquet del Teatro Pirandello. Vediamo. Non voglio questo, voglio una cosa leggerissima, perché vorrei provare il signor in un poeta nostro che siamo nel 1700, Petrarca. Un singolare incontro di letteratura e musica. Questo è lo spettacolo che ha visto Giancarlo Giannini affascinare il pubblico del Teatro Pirandello di Agrigento. Le parole e note, il titolo di un appuntamento nell'universo femminile. Il finale di 8:30, non vi ricordate? Pa. Il grande attore italiano ha dato voce a diverse poesie. Checco Angiolieri, Neruda, Salinas, D'Annunzio, Leopardi, Shakespeare, ma anche anonimi. Un raffinato incontro di musica e di letteratura, sulla scia di brani in chiave jazz del Marco Zurzolo Quartet. Ieri ti ho baciato sulle labbra, intense, rosse. Un bacio così corto, durato più di un lampo, di un miracolo che ancora. Il tempo, dopo averti baciato, non voleva più a nulla ormai, a nulla era valso prima. Nel bacio il suo inizio e la sua fine. Oggi io sto baciando un bacio. Sono solo con le mie labbra, le poso non sulla bocca, no, non più. Dove è fuggita? Le poso sul bacio che ieri ti ho dato. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua bella vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu, liete pensosa, illimitare di gioventù salivi. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco.
Teresa Monteleone, reduce delle campagne elettorali regionale e nazionale con articolo 1, adesso è stata eletta Presidente del Dipartimento regionale delle pari opportunità. Calcio, le partite giocate dalle agrigentine che militano in eccellenza e promozione con Carmelo Lentini e Tonino Butera. È stata una giornata favorevole ai colori biancorossi del Canicattì, che approfitta del doppio pare di Dattilo ed Acragas per staccarsi di 3 punti dalla compagine biancazzurra e di porsi a 3 punti dalla squadra trapanese. Campionato praticamente riaperto. Contro il Cussi Palermo non c'è stata storia grazie alla doppietta dell'attaccante Matera e ai gol di Caronia e Lupo. Buon pari con emozione della Pro Favara che sotto di una rete è riuscita a raddrizzare il risultato grazie ad una rete di Peppe Fallea. Il Dattilo bussa alla porta di Iacono ma non riesce a passare con il Mazzaro, cedendo per la prima volta in stagione con un risultato bianco di 0-0. Si sta facendo sotto la San Cataldese che ha superato con un po' di sofferenza il forte Parmonval grazie ad una rete di Savasta. Il prossimo avversario dell'Acragas all'Esseneto, vale a dire l'Oratorio Marineo, è riuscito a superare il forte Geraci per 2-1, un forte segnale. Vittoria altosonante del Sporting Vallone che supera in trasferta i ragazzini della Cefaledium per 0-6, grazie alla tripletta di Fabio Messina e alla rete di Frugi e alla doppietta di Galeotto. Ed ora la promozione Girone A. Dopo il pari esterno a reti bianche del Casteltermine sul campo di Casteldaccia e la contemporanea vittoria dell'Unitas Sciacca a rete di Vaccare Galluzzo ai danni del Bagheria, la classifica, almeno per la vetta, tra la prima e la seconda, si allunga di altri 2 punti e diventano 6. Ed è questa la nuova distanza tra la compagine saccense, che sale a quota 44, e la squadra di Pinua Bianca, che ottiene un solo punto in 2 partite. Ne approfitta anche la Folgore, che andando a vincere sul campo della Nissa si pone in terza posizione a un solo punto dal Casteltermine. Questa giornata rilancia le velleità della Mazzarese, che insegue in quarta posizione ad un punto dai cugini della Folgore, mentre l'Albatros del Cara mantiene la quinta posizione grazie alla vittoria esterna conseguita sul campo del Camarat per 0-4. Conserva la sesta posizione l'Empedoclina, che rimane in zona playoff, mentre si fa drammatica la situazione per la Gattopardo, che rimane in fondo alla classifica a 4 punti dal Villabate, che assapora il gusto della vittoria dopo tante gare in bianco. Nel campionato di prima categoria un Raffadale in splendida forma supera per 4-1 la Barrese e guadagna qualche punto sul secondo posto, visto che l'Atletico Favara ha pareggiato fuori casa 1-1 contro la Branciforte. A guidare la classifica è l'Atletico Gorgone, che ha 5 punti di vantaggio sulla formazione giallo-verde, che ieri ha disputato una gran bella partita e si è portata in vantaggio al 24esimo grazie ad un tiro dalla distanza, un bellissimo tiro che si è insaccato sotto l'incrocio delle pale da parte di Federico Vella. Al 30esimo il raddoppio ad opera del capitano Peppe Arrigo, che al volo metteva alle spalle dell'ottimo portiere ospite Bevilacqua. Al 33esimo ad accorciare le distanze era la Barrese, anche questo un gran bel gol messo a segno da Messina. Prima del riposo arrivava il gol del 4-1, lo metteva a segno Yallow. Il tiro precedente era stato di Arrigo. Nella ripresa il poker era servito da Indelicato. Dopo una bella azione, Indelicato con un gran destro metteva alle spalle del portiere ospite. Finiva 4-1, poi il Raffadari rallentava la corsa, non inveiva sull'avversario. Importante era guadagnare i 3 punti che sono arrivati alla grande. A fine partita abbiamo intervistato l'autore del primo gol, Federico Vella, e il tecnico della formazione del presidente Giacomino Lomascolo, Luigi Bordonaro. Luigi Bordonaro, tecnico del Raffadali, mister, una gran bella vittoria, poteva essere ancora più cospicua, però alla fine importante sono i 3 punti. Sì, sicuramente importante sono i 3 punti, ci accontentiamo del gioco che abbiamo espresso, va bene così, potevamo fare, come ha detto lei benissimo, molti più gol, però alla fine quello che a me interessa è il gioco di squadra. Oggi si è visto, tra le altre cose avevamo anche delle assenze,
speriamo di recuperarle e diciamo che abbiamo iniziato un buon girone di ritorno. Un Raffadali che può puntare sicuramente fra i due litiganti, può essere che il terzo potrà godere alla fine perché state tenendo bene il passo. Allora, a noi quello che interessa praticamente è non deconcentrarci e pensare al nostro campionato. Io dico sempre ai miei ragazzi che i nostri nemici siamo noi, perché a volte ci culliamo e poi magari possibilmente ci deconcentriamo e purtroppo quello che abbiamo lasciato, diciamo, i punti che abbiamo lasciato dietro non si possono più recuperare. Sicuramente poteva essere una classifica più vantaggiosa per noi, però cerchiamo di non sbagliare, ecco. Vediamo per il futuro, sicuramente avremo un campionato che io reputo apertissimo, perché siamo a 5 punti dalla prima, poi mi sembra che il Favara ieri ha pareggiato, quindi siamo a 3 punti dal Favara. Questo è un campionato che io reputo superiore, non è una prima categoria, questa è una categoria secondo me che addirittura si avvicina moltissimo alla promozione per le forze in campo. Federico Vella, un gran gol che ha sbloccato la partita contro la Barresa, una partita poi alla fine facile, avete vinto e accorciata sempre in classifica per i primi posti. Bene, come ha detto lei, alla fine facile, perché le partite, come dice il mister, prima si devono giocare. Poi fortunatamente ho trovato un gran gol, frutto di come stiamo lavorando in questa stagione. La partita è stata in discesa. Purtroppo abbiamo subito un gol, il primo che subiamo in casa, però alla fine siamo rimasti, ci siamo confermati quelli che siamo e abbiamo ancora vinto in casa. Un Raffadali che resta in corsa ancora per il primo posto ed è in corsa pure in Coppa Sicilia. Assolutamente, sono i due nostri obiettivi, perché ci siamo prefissati dall'inizio della stagione questi due obiettivi. Fortunatamente e meritatamente siamo ancora in corsa sia in Coppa Sicilia che nel campionato, e lotteremo fino alla fine buttando il sangue su ogni campo che andiamo e su ogni pallone, ogni secondo. Basket a 2 la Fortitudo vittoriosa in casa contro l'Orlandina. Il derby termina 74-63. Vediamo. Coach, che partita è stata? La terza in una settimana. Per tutte le squadre è difficile, anche per la nostra squadra che prova a giocare buttando tutta l'energia in corpo, anche perché altrimenti non sarebbe competitiva. Un derby, il secondo nel giro di 3 giorni, quindi era un momento molto delicato per la stanchezza, per il tipo di partita, per la classifica, e vincere è stata una grande cosa. Quindi siamo contenti di questa partita. Adesso abbiamo 2 trasferte di fila, entrambe difficilissime, e ci buttiamo in palestra e proviamo a lavorare per prepararle al meglio. Oggi il segreto è stata una vittoria ovviamente di squadra, di gruppo, anche perché l'Orlandina non si è mai schierata praticamente, cioè non è mai riuscita a schierare i propri giocatori per dei tiri aperti. Ma quasi mai, diciamo. Loro avevano anche dei quintetti, dei roster particolari, perché con l'uscita col cambio di americano hanno preso una guardia per un lungo, hanno chiaramente cambiato assetto, hanno fondamentalmente un lungo vero, 2 lunghi aggiustati, insomma 2-4, senza entrare nei tatticismi, quindi erano anche un po' obbligati a giocare in un certo modo. Per noi non era semplice, perché noi un pochettino abbiamo provato a farci rincorrere tatticamente, un pochettino siamo stati obbligati a rincorrere tatticamente questi quintetti. Devo dire che però la base che doveva essere la difesa è sempre stata solida, attenta, anche al limite della fisicità, di conseguenza quando è così rimani sempre in partita, riesci sempre comunque a giocartele fino in fondo, come del resto è stato anche a Trapani. Volley femminile B1, la SEAP Dallicartillo Aragona vince con il più netto dei risultati 3-0 contro Castellana Grotte e sale in classifica a quota 27 punti, rafforzando ulteriormente la seconda posizione. Il servizio di Lello Casesa. La SEAP Dallicardillo Aragona conquista nettamente la vittoria contro la 0-5 Castellana Grotte e sale in classifica a quota 27, rafforzando ulteriormente la seconda posizione.
Il sestetto allenato da Luca Secchi si è imposto con questi parziali: 25-19, 25-23, 25-13. Migliore realizzatrice in casa Agrigento Ambra Composto con 11 punti. C'è stata una partita solamente nei primi 2 set, mentre il terzo è stato interamente dominato da Manzano e compagne. Coach Luca Secchi, privo per infortunio del capitano Melissa Donà, schierato Tabucchi in palleggio, Aricò posto, Composto e Mazzano al centro, Falcucci e Moneta schiacciatrici, nel ruolo di libero Vittorio. Nel corso del match hanno trovato spazio anche Baruffi e Parisi. Primo e secondo set ha trovato lo stesso schema del primo, con il sestetto aragonese avanti di alcuni punti e la 0-5 Castellana Grotte chiamata alla rimonta con la squadra grigentina che regala parecchi punti al sestetto di Ciliberti. La formazione del patron Nino Di Giacomo riesce a dare continuità al gioco d'attacco e si guadagna ben 4 set point. Le pugliesi riescono però ad annullare 3, ma sul più bello crollano sotto il colpo di Elisa Manzano che dal centro non tradisce e chiude 25-23. La 0-5 Castellana Grotte termina qui la partita perché nel terzo set non riesce ad ostacolare la voglia di vittoria delle padrone di casa. I parziali sono nettamente a favore della SEAP da Licardillo a Agrigento. 10-5, 16-8 e 21-11. La vice capolista non stacca più la spina e vince in scioltezza con ben 12 punti di scarto. Sabato prossimo la squadra di Luca Secchi sarà di scena a Modica per l'ultima giornata del girone di andata. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.